36 anni, è residente a Marsala ma viene da Tunisi. Ciao Mario. Ciao. Allora Mario si è presentato nella rubrica dei cuori solitari, amiche e telespettatrici, non perché cerca un cuore solitario, cerca l'anima gemella. Mario si è presentato appunto per aiutare i cuori solitari. Dico bene Mario? Certo, sì. Perché Mario si è offerto, questa è la prima volta che noi facciamo un'intervista del genere, Mario si è offerto disponibile per aiutare i cuori solitari, femmine e le donne praticamente, certo. Cuori solitari che si sentono sole, depresse, che magari hanno bisogno di compagnia, di stare a fianco a un uomo che insomma li corteggi, li faccia sentire importanti. Mario è qui per questo, perché si offre volontario, dico bene Mario? Certo. Allora Mario, parlaci un po' di te, che tipo sei? Sono un tipo serio, un po' serio. Molto riservato. Molto riservato, certo. Anche perché giustamente per quello che fai devi essere per forza riservato. Certo. Tu sei qui residente a Marsala? A Marsala. Sei originario tunisino? Tunisino, sì. Da 14 anni in Italia. Sì. Mi hai detto che sei molto dolce, Certo. molto rispettoso verso il sesso femminile. Soltanto i femminili. Certo. Mi piace soltanto i femminili. Esatto, tu ti offri volontario praticamente per far compagnia solamente al sesso femminile. Esatto. Chiariamo, questo è un punto di fatto, amiche telespettatrici e amici telespettatori, perché non è che lo vedete magari un pochino scuro di carnagione, vi sembrerà, è giusto, dobbiamo chiarire una cosa del genere, perché Mario è solamente disponibile per le donne, dico bene Mario? A posto. Allora, parlaci un po' di te, stavo dicendo poco fa, che tipo sei, oltre ad essere dolce, determinato e serio? Io ho un tipo dolce con le donne. Mi piace fare compagnia con le donne che si sentono soli. Uno riservato, troppo riservato per queste cose. E spero che lo trovo che mi fai compagnia. Certo. Hai avuto già esperienza del genere? Cioè lo fai spesso di tenere compagnia a una donna? Mai fatto, vero? Mai fatto. Mai fatto. Cioè è la prima volta che tu ti presenti, soprattutto in una trasmissione, per chiedere se c'è qualche donna insomma, che ti voglia come compagnia e tu ti offri volontario. Sì, è la prima volta che faccio. Cioè non vai guardando l'aspetto fisico, giusto? No. Cioè, anche se, non so, è un pochino in carne oppure si presenti leggermente bruttina, per te non ha importanza. Non è importante. Cioè l'importante è che quella donna si senta felice e contenta stando vicino a te, giusto? Quello che mi piace è la felicità. Esatto. È una bella cosa Mario, ti devo fare i complimenti perché è la prima volta che mi succede di fare un'intervista del genere. Dimmi Mario, tu fai sport in particolare? Sì, faccio palestra. Fai palestra, quindi sei ben fornito anche come muscoli? Io non giustifico di me stesso. Certo. Loro che Però hai un bel fisico, no? Quanto sei alto? Sei 1,75? 72. Sei 1,75 quasi, 1,72, 75. Quanto pesi? 70. 70 kg, quindi sei in forma. Ti puoi muovere, sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, la macchina non ce l'ho. Non ce l'hai, non ti puoi muovere. No. Quindi ti devono venire a prendere. Certo. Prendere e lasciare. Quindi le donne che stanno vedendo Mario in questo momento, diciamo, se vogliono usufruire di questa opportunità che Mario sta offrendo a tutti quei cuori solitari che si sentono sole, non possono fare altro che intanto chiamare, mettersi d'accordo con Mario, poi eventualmente venire a prenderlo e poi venire a lasciare. Dico bene, di Marsala è qui e sta aspettando le vostre telefonate, vi raccomando chiamatelo perché Mario è disponibile. Allora Mario, in questo momento sei in collegamento con le telespettatrici che sono attaccate al telefono e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare rivolto a loro guardando la telecamera? Certo, donna, quella che mi guarda, chiamami se ti senti sola. Aspetto. Bellissimo, era un messaggio molto sensuale. Complimenti, complimenti, complimenti. Amiche telespettatrici, avete visto, è qui, non c'è bisogno di parole perché già la sua presenza basta. Vi raccomando, chiamatelo, per tutte quelle di voi che lo volessero contattare e hanno bisogno della sua, prestazione, chiamate al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Saluto a tutti. Mario, ciao. Ciao, sono Rosy da Sciacca e oggi sono qui con Stanamore per fare prove e provine, dedicando anche un bel ballo, spero che vi fa piacere, ciao, a presto! Ritmo, 1, 2, 3, 4.
ritmo, 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 ritmo. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Un uomo tenta di approcciare una bella ragazza in un bar. Si avvicina a lei e le dice: ciao. Risponde la ragazza: ciao. Come ti chiami? Risponde la ragazza: Geltrude. E tu? Nicola. Quanti anni c'hai? Risponde la ragazza: 26. E tu? Io 55. Allora la ragazza: ma lo sai che potresti essere mio padre? Risponde lui: può darsi. Come si chiama tua madre? Oh yeah!